È difficile dire con parole di figlio ciò a cui nel cuore ben poco assomiglio. Tu sei la sola al mondo che sa del mio cuore ciò che è sempre stato, prima di ogni altro amore. Per questo devo dirti ciò che orrendo conoscere, è dentro la tua grazia che nasce la mia angoscia. Sei insostituibile, per questo è dannata alla solitudine la vita che mi hai data. E non voglio essere solo, un'infinita fame d'amore dell'amore di corpi senza anima. Perché l'anima è in te, sei tu, ma tu sei mia madre e il tuo amore è la mia schiavitù. Ho passato l'infanzia schiavo di questo senso alto, irrimediabile, di un impegno immenso. Era l'unico modo per sentire la vita, l'unica tinta, l'unica forma. Ora è finita. Sopravviviamo. Ed è la confusione di una vita rinata fuori dalla ragione. Ti supplico, ti supplico, non voler morire. Sono qui solo con te in un futuro aprile. Era questa la voce di Pierpaolo Pasolini che leggeva la sua poesia bellissima, Supplica a mia madre, sua madre Susanna Colussi, l'abbiamo vista ritratta con lui in questa fotografia, la donna che gli diede la vita il 5 marzo del 1922, tra pochi giorni sarà celebrato il centenario della nascita di Pierpaolo Pasolini, una delle voci più fini, più dissacranti, più critiche del Novecento, che con il Friuli ha avuto un legame fortissimo, anche se era nato a Bologna, appunto. Le origini della madre lo hanno portato qui in Friuli, dove si è formato, ha preso consapevolezza di sé come uomo e come intellettuale, e noi vogliamo rendere omaggio a Pierpaolo Pasolini questa sera e a questo centenario che sta per approssimarsi. Lo faremo con alcuni ospiti che abbiamo in studio, altri in collegamento, vi faremo vedere anche dei contributi, delle testimonianze che ricordano questa potente figura che, come dicevo, ha un legame fortissimo con il Friuli. Allora io vi presento immediatamente a questa puntata di Elettroshock i nostri ospiti, a cominciare da Gianfranco Ellero, storico, insomma uno che di Pasolini ha scritto e studiato tanto. Buonasera Ellero. Buonasera. Buonasera e grazie a Francesca Agostinelli, critica d'arte, che sta curando una mostra su Pierpaolo Pasolini, ma che di lui si è occupata molte volte. Buonasera. Buonasera a tutti. Buonasera anche a Francesco Colussi, vicepresidente del Centro Studi Pierpaolo Pasolini, che sta predisponendo tutta una serie di attività che riguardano il centenario. Buonasera Colussi. Buonasera. E abbiamo anche in collegamento la sindaca di Casarsa, Lavinia Clarotto. Buonasera. Buonasera a tutti. E buonasera e grazie per essere con noi anche allo scrittore, poeta, direttore artistico di Pordenone Legge, Gianmario Villalta. Buonasera, salve. Allora, questi insomma sono gli ospiti che ci aiuteranno un po' a tratteggiare la figura di Pasolini, una figura sicuramente enorme. Noi cercheremo insomma in un'ora di raccontare soprattutto il legame con il Friuli. Parto subito con Francesco Colussi chiedendogli, insomma, tra pochi giorni, sabato, si celebrerà il centenario e tante sono le iniziative che a Casarsa avete messo in piedi, insomma, un filo che lega anche Bologna, sua città natale, Roma, e appunto queste iniziative che avete messo in piedi, ecco, se ce le racconta intanto. Beh, buonasera a tutti, è con grande piacere che diamo il via a partire da sabato ad un ricco programma di iniziative, di eventi che durante l'arco dell'intero anno 2022 celebrerà la presenza di Pasolini in Friuli e a Casarsa. E nei giorni scorsi abbiamo inaugurato un'importante mostra con i disegni prodotti da Pasolini nella laguna di Grado, ma sabato sarà il giorno più significativo, nel giorno proprio dell'anniversario avremo occasione di aprire i battenti del nuovo allestimento della Casa Museo di Pierpaolo Pasolini, in quella che è Casa Colussi, sede del nostro centro studi, che si offrirà al pubblico con un rinnovato allestimento che guiderà i visitatori in un percorso ricco di numerosi documenti, di reperti originali, di autografi, di fotografie e anche una preziosa collezione di disegni e di dipinti del nostro autore. Allora Ellero, a lei chiedo un pochino di tratteggiare il rapporto, insomma, tra Friuli e Pierpaolo Pasolini. Ecco, non è facile, ma insomma cerchiamo di dare, insomma, un senso alla grandezza di questo personaggio, al suo legame con la nostra terra. E fu un rapporto molto intenso, direi pregnante.
È lungo, perché Franco Brevini scrisse che Pasolini visse 7 anni in Friuli e poi il resto della vita a ricordare il Friuli. Quindi possiamo domandarci oggi che cosa significò per lui però il Friuli, o meglio ancora, che cosa significò per lui essere friulano, dichiararsi friulano. Sì, si può dire che lui era fortemente Colussi, era fortemente materno, diciamo, ma al di là di questo c'è modo e modo di immedesimarsi in una realtà e lui volle studiare non solo la lingua, ma la storia, le tradizioni, addirittura andava a cercare la pittura antica oltre che quella contemporanea moderna perché era anche un critico d'arte ed era un polemista e naturalmente quando Tessitori lanciò l'idea di fare la regione Friuli, e cioè l'autonomismo, il movimento autonomista, non ebbe dubbi sul fatto che bisognava aderire e lottare e fu un formidabile polemista contro coloro che non volevano l'autonomia regionale. Quindi noi dobbiamo ricordarlo non solo come grande letterato, secondo me, ma come un grandissimo poeta per la nostra letteratura e come mi diceva un vecchio di Casarsa, un così al nas una volta ogni 1000 anys. E secondo me aveva ragione. E noi abbiamo titolato questa sera 100 volte Pasolini non solo perché c'è il centenario, ma anche perché naturalmente le sfaccettature di Pasolini sono tantissime, insomma, teatro, cinema, letteratura, saggi, disegni, insomma, tutto quello che era arte lui l'ha utilizzata come metodo espressivo. Villalta, da un poeta a un altro, ecco, se vogliamo dire così, poesia Casarsa, è lì che c'è un po' il debutto letterario, un po' il momento in cui Pasolini diventa Pasolini o comincia ad avere consapevolezza che quella può essere veramente la sua strada. Ecco, il rapporto con la poesia è sicuramente forse tra tutte le arti che ha scelto quello più potente. Credo che sia fondante perché quel Friuli, dal quale escludeva Pordenone tra l'altro in maniera effettiva, no? Perché disse appunto che Pordenone andava esclusa da quell'area e includeva invece quello che era per lui un sogno, una realtà vissuta, soprattutto con quello che per lui è sempre stato un radar e un allarme, che è l'elemento dell'eros. E poi una realtà sognata anche in un certo senso perché vedeva nel Friuli quello che cominciava a vedere disgregarsi nel resto d'Italia, quindi come se fosse un luogo appunto di sogno in un certo senso che lui voleva conquistare la realtà, cioè vedeva che in fondo preservava ancora quella continuità tra le generazioni in Friuli, preservava ancora quella, permettetemi di chiamarla, religiosità naturale che è profonda, che creava una comunità. In quel senso, precocemente, se noi andiamo a vedere le poesie a Casarsa, ci sono già tutti i temi, quelli profondi che poi susseguono in varie sfaccettature nelle sue opere. C'è appunto l'unione profonda, appunto attraverso l'eros, ma dico attraverso anche e attraverso la lingua, con una terra che si fa voce di popolo senza essere popolaresca, che si fa voce spontanea di un luogo, e allo stesso tempo c'è proprio l'idea che è quasi un'ultima scena tragica, perché c'è questo dolore di fondo, queste figure narcissiche, cristiche, sempre questo incombre della morte, o addirittura la messa in scena continua della propria morte come morte di quello che sta vivendo, delle sue stesse parole. Io credo che, l'ho affermato e affermerei ancora, che scavando in quel periodo, in quelle poesie, in quell'età addirittura, che è molto importante quell'età per Pasolini, quando il ragazzo diventa un giovane, quando il giovane prende coscienza della sua dimensione, anche della sua potenzialità, lì c'è proprio in nuce tutto quanto, tutti quanti i semi ci sono di quel che Pasolini diventerà dopo. Ecco, quello che le voglio chiedere, ci sarebbe stato questo Pasolini senza il Friuli?
No, Cioè se lui non fosse no. arrivato qui per motivi poi quello anche lo di dice guerra. lui e sarei pronto a metterci, diciamo, una scommessa, qualsiasi cosa, sarei proprio a dimostrarlo. Pasolini, che viene definito il poeta friulano, friulano lo è da un punto di vista, è stato detto bene prima di me, lo è fino a un certo punto. Perché sta un lungo periodo qua verso gli 8 anni, poi ritorna per le vacanze, poi il periodo in cui sta in Friuli è proprio quello, diciamo, degli ultimi anni della guerra e poi fino al 50, ma di fatto è poeta friulano profondamente perché in Friuli, con il friulano e in Friuli si riconosce poeta, getta le basi di quella che è tutta la sua successiva, addirittura lotta e celebrazione del mondo. Lotta con il mondo e celebrazione del mondo. Grazie, allora noi ci fermiamo per la prima pausa pubblicitaria, poi ritorniamo a parlare di Pasolini con i nostri ospiti. A tra poco. Di nuovo insieme con Elettroshock per celebrare il centenario della nascita di Pierpaolo Pasolini, che avverrà il 5 marzo, sabato. Abbiamo sentito prima con i nostri ospiti alcuni racconti, alcuni punti di vista su Pasolini. Volevo sentire la sindaca di Casarsa, Lavinia Clarotto, perché insomma in questi giorni so che è stata anche a Bologna, perché c'è questo legame, Bologna, città natale di Pasolini, e Casarsa, poi c'è anche tutta la parte di Roma naturalmente su quale si stanno facendo le celebrazioni. Insomma, intanto come Casarsa vive questo momento e quali sono anche i rapporti con le altre città pasoliniane. Beh, per noi è un momento sicuramente importante, perché prima si parlava dell'importanza che ha il Friuli per Pasolini, io posso parlare dell'importanza che Pasolini ha per Casarsa, perché noi dobbiamo moltissimo a lui, moltissimo a quello che lui ha fatto in questi anni. Proprio lunedì, quando ero a Bologna, si parlava della formazione che lui ha avuto a Bologna, all'università, con Longo, tutti gli studi di storia dell'arte, la letteratura, tutti i personaggi che in questa città lui ha potuto incontrare. Bene, li ha portati in qualche maniera da noi, li ha portati a Casarsa, li ha calati nella nostra piccola realtà contadina, tra l'altro di un periodo anche molto difficile, un periodo che poteva essere piacevole per certi versi, questa sua Arcadia, no? Che più volte lui ha cantato, la civiltà contadina, però sicuramente era anche comunque un luogo per certi versi lontano dal mondo. Quindi lui qua ha portato un modo diverso di fare. Lui, una delle più grandi esperienze che ha portato da noi è stata l'Accademiuta di Nenga Furlana, questa esperienza di poesia e di lettere, di espressione artistica, che è nata da una piccola scuola che lui, assieme alla madre Susanna, aveva fondato a Versuta, proprio nel periodo più buio della guerra, quando c'erano i bombardamenti, che quindi impedivano ai ragazzi di poter frequentare regolarmente le scuole. Lui lì si è improvvisato maestro, ma maestro lui lo è stato sempre, perché questa sua vena pedagogica è sempre stata evidentemente presente, e qui lui ha aperto a questi ragazzi un mondo nuovo, ha aperto delle porte, ha mostrato perlomeno delle strade, delle porte che poi questi ragazzi avrebbero percorso nella loro vita e che li ha cambiati radicalmente. Tutte le persone che hanno avuto modo di incontrare Pierpaolo Pasolini, di frequentarlo e di imparare qualcosa da lui, poi veramente hanno avuto una vita speciale, cioè tutti hanno fatto carriera, tra l'altro in settori completamente diversi, da chi in ferrovia, chi missionario, chi nelle assicurazioni, però tutti sono stati veramente profondamente toccati da questa esperienza. Ecco, stiamo vedendo qui, Clarotto, una foto, certo. ne abbiamo vista una anche precedente che riguardava l'Accademiuta. Io raccolgo il suo assist per far vedere, per far sentire una voce di quei ragazzi dell'Accademiuta di cui parlava prima. Sentiamo. Una giornata meravigliosa, con sole,
un sorelli che ti imbarlumiva, come che a Pierpaolo piaceva dire, piaceva moltissimo la parola imbarlumir, no? Ti imbarlumiva. È freddo, è freddo. Sono le parole di Giuseppe il Nini Bertolin, uno dei ragazzi dell'Accademiuta di Lenga Furlana, fondata ufficialmente il 18 febbraio 1945 da Pierpaolo Pasolini, quando in mezzo alla campagna, durante la guerra, con la scuola pubblica chiusa, insegnava assieme alla madre. Il Nini, ritratto in un celebre scatto di Elio Ciol, allora aveva 10 anni ed era uno di quei bambini che frequentavano quella scuola nel borgo di Versuta. Tra di loro c'era anche il cugino del poeta, Nico Naldini. Noi eravamo nella stanza dove Pierpaolo e sua madre dormivano, mangiavano e vivevano. Entriamo e troviamo sulla lavagna una poesia, Gli scolaretti di Versuta. Era la prima poesia la prima vera poesia che io vedevo. Avevo fatto la terza elementare fascista, era tutto viva l'Italia, viva il Balilla di Perazzo, tutte. Presi un quaderno e incominciai a scrivere. Pierpaolo passa da lì e dice, questo lo ricordo bene, dice, tieni questo quaderno per le poesie. Come simbolo dell'Accademiuta, da uno schizzo di Rico De Rocco, un cespo di dolcetta o ardilut, che riporta il motto O Christian Furlanut plendi vecia salut, mentre come lingua venne letto il friulano occidentale. Un anniversario ricordato proprio oggi in quegli stessi luoghi, anche con una cerimonia in municipio alla presenza delle istituzioni locali e regionali e che segnano l'avvio delle iniziative legate all'anniversario e coordinate dal Centro Studi Pasolini di Casarsa. Sì, questo era insomma un po' il ricordo anche dell'Accademiuta di cui parlava proprio il sindaco Clarotto prima. C'è Casarsa naturalmente, ma ci sono anche altre città del Friuli che sono state toccate da Pierpaolo Pasolini in vari momenti della propria vita. Una di queste è Grado, resa celebre poi nel 1969 perché lì fu girata parte del film Medea con la Callas, ecco, Agostinelli. Diciamo che il legame con Grado voi lo riproponete proprio al Centro Studi di Casarsa attraverso questa mostra che lei ha curato, se ce la racconta, insomma una mostra particolare con disegni di Pierpaolo Pasolini. Sì, è una mostra particolare che si rivolge a un Pasolini, tra virgolette, maturo, se così possiamo dire, di quest'uomo che morì prematuramente. Abbiamo non il giovane Pasolini, ma un uomo di 47-48 anni che si porta a Grado e trova nella laguna quel luogo mitico e realistico che funzionava bene per la casa del centauro nel film Medea. E a questo centauro che guarda la laguna Pasolini affida la filosofia del film. Tutto è santo, dice il centauro Chirone, e aggiunge ovunque i tuoi occhi posino lo sguardo è nascosto un Dio. E da questo siamo partiti per parlare di questi disegni che si ispirano a questo momento importantissimo, a questo prologo. È una mostra di disegni, però l'origine forse è proprio cinematografica. Ecco, questi disegni come sono stati recuperati? Perché saranno degli inediti poi alla fine. Sì, ci sono, ecco, è una cosa piuttosto interessante perché c'è in mostra la collezione Zigaina con i suoi famosi disegni, 11 pezzi sulla laguna che trattano proprio l'ambiente lagunare ma anche l'ambiente umano e amicale intorno alla laguna che Pasolini frequentava. Mi riferisco a Maria Callas, mi riferisco al ritratto di Giuseppe Zigaina, e poi invece ci sono 9 disegni ritrovati, diciamo, e i cui ritrovamenti sono iniziati proprio osservando un nucleo di fotografie che mi facevano vedere Pasolini circondato da numerosi disegni, più di quelli che si conoscevano, e analizzando bene questa fotografia si capiva che a terra c'erano dei disegni che nessuno conosceva, che non c'erano più, e ho avuto il pensiero di andarli a cercare semplicemente. E dove li ho trovati? Li ho trovati nelle case degli amici di allora, quelli che in fondo lo avevano aiutato in Medea, ma poi anche che lo avevano sostenuto nei sogni che Pasolini coltivò nell'isola di Grado, come per esempio la settimana internazionale del cinema o la presentazione del film Porcile a Grado anziché a Venezia.
Sì, Grado, diciamo, in quegli anni, insomma, in quei giorni, ebbe insomma, i riflettori del mondo, possiamo dire così, puntati addosso, come Casarsa, insomma, qualcosa deve a Pasolini, anche Grado sicuramente in quel periodo con la Callas che arrivò, insomma, in Laguna, ed era, insomma, una cosa eccezionale per quei tempi. Ecco, anche questa figura, queste due figure insieme all'epoca facevano veramente spavento nel senso buono. E non dimentichiamo un altro grossissimo personaggio che sbarcò, per così dire, a Grado, e cioè il primatista mondiale di salto triplo, Gentile. Bellissimo Giasone nel film, che era appena ritornato dalle Olimpiadi del Messico del 68 con un bronzo che sapeva di sconfitta, perché durante la fase eliminatoria aveva battuto il record del mondo, ma quando si trattò di saltare per la gara arrivò terzo. Sì. E quindi si diede al film in un breve periodo per consolare questa sua amarezza, e quindi diciamo che Grado visse un periodo straordinario. Si dice che tra Pasolini e la Callas ci fosse un rapporto un po' speciale, insomma, del tenero, è quasi difficile immaginarlo, però comunque una sorta di innamoramento intellettuale quantomeno. Sì, sì, ci fu questa storia che riempì i rotocalchi naturalmente, perché fu questo amore impossibile, che però c'era in qualche modo, in qualche misura, noi forse impossibile da comprendere, e comunque di una profondità straordinaria. Sì. Colussi, allora diciamo il via è il 5 marzo, che cosa dobbiamo aspettarci poi, insomma, un po' la giornata del 5 marzo come si svolgerà per ricordare Pasolini? Ma ci saranno in realtà numerose iniziative, alcune delle quali condotte anche dai soggetti con i quali il Centro Studi collabora, la Fondazione Pordenone Legge, il Comune di Casarsa della Delizia, ma al Centro Studi proprio il cuore, diciamo così, della giornata, con l'apertura, dicevo prima, del nuovo allestimento della Casa Museo, un percorso museale che sicuramente farà sì che il visitatore possa entrare in contatto con l'esperienza di Pierpaolo Pasolini a Casarsa e in Friuli, un'esperienza ricchissima che si è articolata nel diverso campo, nei diversi campi artistici, dalla letteratura al teatro, ma ha fatto l'esperienza della politica, fino ad arrivare alla pratica del disegno e della pittura, che è un'esperienza che Pasolini, come abbiamo anche appena sentito, insomma, non abbandonerà mai fino ai suoi ultimi anni. Ricordo anche, insomma, nel Buen Retiro della Torre di Chia, Pasolini dipinge, lo fa in tutti i momenti che lui ha a disposizione, in cui ha del tempo libero. E alcuni dei più importanti, dei più significativi dipinti e disegni sono stati raccolti nel corso del tempo per volontà del Centro Studi in una collezione molto ricca, molto interessante. C'è anche un autoritratto molto molto interessante, e il visitatore avrà l'opportunità appunto di fare questa esperienza, di fare questa conoscenza, muovendosi proprio negli spazi nei quali Pierpaolo Pasolini con la sua famiglia, anche con il cugino Nico Naldini, visse, lavorò, operò, producendo quel fermento culturale attorno a sé di amici, di allievi che in qualche modo esplosero attorno all'Accademia UTA di Lenga Furlana nel 1945, che è proprio una delle sale in cui l'allestimento trova i suoi spazi. Grazie, allora ci fermiamo per la pubblicità, restate con noi perché poi farò leggere ai nostri ospiti, ad alcuni dei nostri ospiti, alcuni versi proprio di Pierpaolo Pasolini, a tra poco. Di nuovo insieme con Elettroshock, puntata incentrata sulla figura di Pierpaolo Pasolini. Abbiamo sentito in apertura la voce di Pierpaolo Pasolini che leggeva una delle sue poesie. Io adesso chiederei a Gianmario Villalta se ci legge qualche verso di una poesia di Pasolini. Sicuramente, insomma, nella sua biblioteca molto fornita saprà scegliere qualcosa di interessante, ecco. Sì, ho l'edizione ancora appunto della Nuova Gioventù, quella che esce, ecco qua, nel 75, 74, 75, adesso vedo meglio, no? Nel 74 è stata licenziata. Questa edizione che contiene, rispetto al discorso che cercavo di fare io, una poesia che si intitola Via Pordenone e il Mont, dove in realtà Pordenone rappresenta
quello che Piovene definiva la porta d'Oriente in un certo senso, cioè vista dal resto d'Italia nei confronti del Friuli, cioè il punto di passaggio tra quello che era il fuori e il dentro di questo mondo arcaico che Pasolini viveva e sognava a modo suo. E in effetti andare verso Pordenone, andare verso il mondo, significava uscire da quel cerchio magico in un certo senso e andare incontro al mondo industriale, quindi una sorta di emigrazione, di perdita appunto delle radici e dei legami familiari, delle simbologie insomma antiche che continuavano nel tempo. Siccome la poesia... Scusi, la interrompo solo, siccome la poesia è anche abbastanza lunga, se non ricordo male, se vuole leggerne, veda lei quanto leggerne. Leggo un pezzetto e poi le racconto il resto. Sì, perfetto, ottimo così. A son restà sta li vitrinis, i fis a guardar qui vui clars, in tala luz dalle cusinis, senza pigliodi fogolars, negli tras infumantadis, nella taula onta nei zeis, ne li dalminis, iasadis, a bas dali fruttis ciampadis, in ciambra, culudor dai teis. E finisce, questo è il mondo che rimane, cioè rimangono le tracce di questa vita, i figli sono lontani e poi c'è una signora alla fine che è quella che rimane, perché appunto rimane, è lungo la poesia, e questa signora appunto guarda quel che resta, guarda le fotografie sulla vetrina e sono andati, dice, no, io vers Pordenone e il Mont, cioè sono andati verso Pordenone e il mondo, che significa che sono andati verso un'altra realtà. Il mondo in questo caso è un altro mondo rispetto a quello domestico, dell'eredità familiare, della comunità anche del paese, che è stato un elemento sempre messo in evidenza come continuità proprio tra le generazioni. Questo è uno dei temi che troviamo molto spesso in scritti corsari, per esempio, no? Questa continuità tra le generazioni, questo fondo popolare che preserva in fondo anche dalle catastrofi, che preserva anche dalle guerre, ci sembra un luogo a cui ritornare, mentre la nuova civiltà o società, chiamiamola così, la nuova società di massa, del consumismo, allora si potrebbe già chiamarla in un certo senso anche informazione mediatica, invece produce un altro mondo che cancella tutto questo. Eh sì, grazie. Allora abbiamo detto Casars, abbiamo detto Grado, c'è un'altra città che è stata importante, insomma, che ha visto Pasolini trascorrere gli anni della sua gioventù. Suo papà era un ufficiale del militare, quindi insomma veniva trasferito spesso, e in un periodo ha vissuto Pasolini anche a Sacile. Allora vediamo in questo contributo il racconto di quegli anni di Giuseppe Mariuz, vediamo. Siamo nei sottoportici della città di Sacile, vicino all'abitazione dove per qualche anno visse Pierpaolo Pasolini da ragazzo. Così lui ha un ricordo di questa città. Da bambino feci molti viaggi. Ogni estate intanto andavo e tornavo da Casars, paese di mia madre. Inoltre mio padre, ufficiale, veniva trasferito quasi tutti gli anni. Andai così da Bologna a Parma, da Parma a Belluno, da Belluno a Conegliano, a Sacile, a Idria, di nuovo a Sacile, a Cremona, a Scandiano. Pasolini arriva a Sacile nel 1929, all'età di 7 anni, da Conegliano, dove prima abitavano. Frequentava allora già la 3ª classe elementare, avendo iniziato gli studi un anno in anticipo. In quel periodo scrive su un quadernetto le sue prime poesie sulla natura e l'amore per sua madre, illustrandole con disegni, e dichiara così a sua mamma: «Quando sarò grande voglio fare il capitano di marina e il poeta», rendendo così orgogliosi entrambi i genitori.
Dopo un anno a Idria, Pierpaolo torna a Sacile. Nei quaderni rossi del 1946, Pierpaolo Pasolini così ricorda Sacile. Vivevo avventure che mi toglievano il respiro. Solo una minima differenza divideva la fantasia dalla realtà e io mi illudevo sempre che sarebbe stato uno sforzo altrettanto minimo per entrare nel mondo stupendo dell'avventura. Tutto questo mi riempiva d'un'accoratezza, d'un turbamento che rasentava il dolore. Pierpaolo si presenta all'esame di ammissione a Udine e nell'anno successivo, il 1932-33, va ogni giorno da Sacile a Conegliano per frequentare la prima classe ginnasiale. Così ricorderà: erano mattinate nere e fredde, immense, dal Piancavallo al mare. Soffiava il vento sul fango e sulle casette addormentate. Il quadernetto di poesie di Pierpaolo si arricchisce di nuove composizioni che oramai si rivelano una vocazione. Sta vivendo il periodo eroico della vita ed è un figlio modello e uno scolaro ideale. Non gli sfuggono tuttavia i dissidi tra i genitori e una specie di gelosia del padre verso lui e il fratello, a cui la madre riversa l'amore togliendolo al marito. Non casualmente la scena iniziale del film Edipo Re ha un inizio chiaramente autobiografico. Infatti, prima di ambientarsi nell'antica Grecia, mostra un prato sacilese dove un bambino appena nato è in braccio alla madre e oggetto di un dispetto da parte del padre, vestito in divisa da ufficiale degli anni '20. Credo che si possa dire sicuramente che per Pierpaolo Pasolini gli anni sacilesi furono e rimasero un momento importante nella sua memoria. La città di Sacile ha inteso valorizzare la figura di Pierpaolo Pasolini in questi anni, anche grazie al prezioso aiuto fornito da privati cittadini, da associazioni che con la loro sensibilità, con la loro attività e con il loro contributo hanno portato un segnale significativo di ricordo appunto di Pierpaolo Pasolini. L'occasione della firma del patto di amicizia con la città di Sabaudia ci dà l'opportunità di rimettere al centro la figura di Pasolini, che ha trascorso anche nella città pontina gli anni della sua maturità. Ecco, l'occasione ancora di più per costruire insieme dei progetti culturali a valorizzazione delle nostre città e della figura sempre di Pasolini. Sì, i legami anche che si creano tra le città pasoliniane sono sempre molto importanti. Elero, abbiamo visto Sacile, Villalta ci ha letto prima alcuni versi in friulano, ma Pasolini ha scritto anche nel dialetto veneto. Ecco, lei ci legge una poesia a riguardo? Sì, si può leggere, l'ho recuperata in questo libro del 1976, ma appartiene a una bellissima raccolta intitolata Dov'è la mia patria del 1949, illustrata con disegni di Giuseppe Zigaina. Lui scrive in 10 o 12 varietà dialettali della sua patria. In altre parole, la mia patria è dove si parla così. E quindi scrive anche nel Veneto di Pordenone, oltre che nei vari friulani e nei semifriulani di Bannia, per esempio, scrive anche in Veneto di Caorle e nel Veneto di Pordenone. Nel Veneto di Pordenone scrive «Vegnerà il vero Cristo». Non sono un attore, «Go coraio de versogni, il blu e l'onto della tuta, no altro tal me cuor de operaio. Mort par 4 franchi operaio, il cuor ti te gaudia la tuta e persi to più veri sogni. E era un fiol che aveva sogni,
un fiol blu come la tuta. Vegnerà il vero Cristo, operaio, a insegnarti a aver veri sogni. Grazie Clarotto, sicuramente abbiamo visto anche prima il sindaco di Sacile, insomma le città pasoliniane, dicevo, riuscite sempre a fare squadra, a creare dei legami che non siano solo quando ci sono le ricorrenze, ma insomma che portano avanti delle iniziative durante tutto l'anno, ecco, questo è bello. Sì, sicuramente, anch'io tra l'altro sono stata a Sabaudia nel 2015, quella volta ricordavamo i 40 anni dalla morte di Pierpaolo e anche in quell'occasione c'è stato un gemellaggio, quindi la sua presenza insomma pervade e sicuramente colpisce, no? Perché sono queste persone che restano, come dicevo prima. Noi leghiamo tantissime delle nostre attività attorno al nome di Pierpaolo Pasolini, abbiamo anche inaugurato una serie di itinerari pasoliniani proprio perché dobbiamo tanto a lui e quindi in qualche maniera cerchiamo nel nostro piccolo sempre di ricordarlo, di essere presenti. Tra l'altro sabato anche noi avremo tutta una serie di eventi che si affiancano a quelli del Centro Studi Pasolini, di cui tra l'altro noi stessi siamo soci di riferimento, soci fondatori. Per dirvi, si inizierà alle 10 con l'intitolazione di una sala della nostra nuova biblioteca che proprio in questo istante, mentre vi parlo, si sta trasferendo qui a Palazzo Burovic e Zmajevic. Ci sarà una sala proprio intitolata a Pierpaolo Pasolini perché noi abbiamo un fondo librario che sia di testi su Pasolini che di testi di Pasolini, che secondo soltanto quello del Centro Studi. Poi proseguiremo con la visita al Centro Studi, poi alle 5:30 ci sarà in teatro un concerto di Marco Brosolo, Nubi, un'anteprima di una sua nuova opera, e poi la sera saremo con Pordenone Legge con Toffolo di nuovo a teatro, e lunedì avremo Franco Arminio, un poeta, quindi vogliamo anche celebrare proprio la poesia dei luoghi con un poeta che molto probabilmente sarebbe piaciuto allo stesso Pasolini. Poi abbiamo un concorso per un'installazione che è permanente, un concorso che si chiuderà l'8 marzo, per cui poi vedremo che proposte abbiamo ricevuto e nei prossimi mesi andremo a realizzarle, quindi un anno sicuramente importante. Ripeto, tutti gli anni assieme al Centro Studi Pasolini cerchiamo di offrire una proposta culturale degna, quest'anno sarà ancora più ricca, per cui vi invitiamo a venire a trovarci, a passare nei nostri territori e visitare i luoghi pasoliniani. Sì, sicuramente l'inizio di un bel percorso. Ci fermiamo per l'ultima pausa pubblicitaria, restate con noi, a tra poco. Di nuovo insieme con Elettroshock, ultima parte, al centro la figura di Pierpaolo Pasolini. Abbiamo raccontato il suo legame con il Friuli, con Sacile, con Casarsa naturalmente, con Grado, però c'è da dire anche che il rapporto di grande amore con il Friuli, insomma, Pasolini ha detto che la fine degli anni 40 sono stati gli anni più belli che lui ha vissuto, probabilmente fino alla morte del fratello Guidalberto ucciso a Porzius, però il rapporto con il Friuli si è interrotto all'inizio degli anni 50 in maniera brusca per una serie di eventi che lo avevano riguardato sul fronte politico, sul fronte personale della sua omosessualità, e quindi c'è stato questo addio, questa fuga in treno, insomma, in una mattina in cui lui prende parte e va a Roma, dove diventerà Pasolini, poi scoprendo un mondo, quello della capitale, però c'è anche questo rapporto, da dire, brusco, questa interruzione con il Friuli, questa ferita che forse non sarà mai più rimarginata. Sì, in effetti è traumatica la partenza. C'è qualcuno che lo ricorda disperato e piangente, seduto in piazza Primo Maggio, per esempio, dopo l'espulsione dal Partito Comunista, l'ostracismo che gli viene da altre componenti anche politiche, anche istituzionali,
Però bisogna dire che lui ha avuto in Friuli non solo un solo lettore, come diceva lui, cioè Don Giuseppe Marchetti, ma dei grandissimi amici come il senatore Tessitori, per esempio, che lo ha sempre, diciamo così, in un certo modo protetto e facilitato. Luigi Ciceri e sua moglie Andreina Nicoloso, che erano i suoi amici intimi e l'hanno sempre ben voluto e lui ha ricambiato. Lui doveva andarsene dal Friuli, secondo me, proprio per le ragioni che si diceva prima, perché Pordenone era la porta del mondo e lui aveva bisogno del mondo e aveva bisogno per diventare quello che poi è diventato. Bisogna però dire che è sbagliato dimenticare gli anni friulani di Pasolini, perché per lui il Friuli è stato luogo di conoscenza, che altrimenti non se l'avrebbe avuta, di sperimentazione e di arricchimento suo e nostro, colpa nostra casomai se non siamo stati in grado ancora oggi di tesaurizzarlo in pieno e non in maniera campanilistica dicendo questo è il nostro concittadino. No, no, conoscendo le sue opere, i valori, le profezie che lui fa, come quando lui riesce addirittura poco prima di morire a profetizzare la crisi economica che vedrà cadere il pisulis fabricutis, tirà di sotto un pisul bosc di roris dalla curva dal flum. Ha capito che quello era puro consumismo e quindi sa dare delle lezioni politiche, sa dare delle lezioni addirittura economiche. Un uomo straordinario. E vorrei anche dire che una trasmissione come questa è importante perché rievocando quel tempo, rievocando quello che lui ha fatto qui con noi e per noi, si svolge un compito utilissimo anche al di fuori di qua, perché al di fuori del Friuli ancora oggi, secondo me, non si conoscono gli anni friulani di Pasolini. C'è anche un ostacolo, questo è vero, l'ostacolo della lingua, come si dice, perché lui scriveva in friulano, ma Gianfranco Contini, per esempio, il 24 di aprile del 1943 sul Corriere del Ticino non ha difficoltà a dire che questo è un grande poeta. Sì, Villalta, lei insomma condivide anche questa cosa qui, è vero come abbiamo detto prima, Pasolini forse non sarebbe stato tale senza il Friuli, sicuramente se non si fosse aperto al mondo, fosse andato nella capitale poi non sarebbe stato quello che è stato, insomma questa frattura non rimarginata. Ecco. Condivido tutto quello che è stato detto, aggiungo che probabilmente Pasolini resta in Friuli un po' di più, ma prima o dopo si sarebbe consumata insomma questa partenza, perché dopo la morte tragica del fratello vuole stare vicino alla madre, credo che ci sia anche questo aspetto e che abbia dei sensi propri in proposito insomma di coscienza, però dalle lettere, da altri segnali scalpita, perché altrove quello che gli interessa, altrove la possibilità di fare, di pubblicare a un certo livello di relazioni, e allora da un certo punto vuole andare via ma non vuole andare via, questo è pieno di contraddizioni sempre Pasolini, vuole andare via ma non vuole e non può andare via perché qui appunto in Friuli ha scoperto molte cose di sé, ha pensato, ha fatto, sperimentato. Se noi approfondiamo quel che ha fatto in quei pochi anni è veramente tanto di nuovo, tanto di importante, tanto ancora vivo, ancora da studiare. E aggiungo la fuga dal Friuli è una fuga certo drammatica per gli eventi lì che abbiamo ricordato, fatti di Ramuscello eccetera, l'espulsione dal PC e tutto quanto, però non dimentica il Friuli, col Friuli resta in contatto, passa in Friuli, lo attraversa più volte e gli scrivono e lui risponde alle lettere dal Friuli e gli amici friulani spesso vanno a trovarlo a Roma e lui li riceve, sta con loro e del Friuli parla. Villalta, io le chiedo un'altra cosa, lei sono detto poeta, scrittore, direttore artistico di Pordenone Legge, ma anche e soprattutto insegnante del liceo al liceo Leopardi Majorana di Pordenone. Non so, forse in classe sua sì per la sua sensibilità, ma si studia abbastanza oggi Pasolini? Cioè come è studiato alle superiori? Ci si ferma prima, lo si passa velocemente? Cioè che peso ha nella nostra scuola?
Credo che Pasolini patisca il dramma di tutto il secondo Novecento, chiamiamolo così, per cui quando io ormai milioni di anni fa ho fatto l'esame da studente, l'esame di maturità, ho presentato Ungaretti, Montale e Quasimodo, adesso a distanza di tanti anni per la maggior parte delle volte si presenta Ungaretti, Montale e Saba, perché Quasimodo è stato estromesso dalla terna incoronando Saba. Di fatto è molto difficile, ma se ci fosse finalmente la possibilità di dare tutto lo spazio che vuole, almeno al secolo finito 20 anni fa, Pasolini avrebbe un ruolo centrale sicuramente. Nella mia possibilità e anche di alcuni miei colleghi, visto che siamo a Pordenone, che siamo vicini a Casarsa e tutto quanto, noi abbiamo una memoria più fresca e qualche evento pasoliniano lo mettiamo sempre in mezzo, insomma, qualche momento di riflessione pasoliniana per un motivo o per l'altro, va a finire che in tutto il triennio, un anno dopo, un anno prima, insomma, in più occasioni qualcosa succede sempre. Io credo che anche Francesco, che è stato mio alunno, Francesco, credo che anche lui se lo ricordi. Sì, e quindi, insomma, ve lo faceva studiare, insomma, Pasolini, l'avete studiato con Villalta? Beh, insomma, la sensibilità di Gianmario come maestro, come insegnante, mi è rimasta davvero in profondità, e quindi lui ci ha avvicinato come studenti alla poesia, alla sensibilità che attraverso la poesia coinvolge ogni lettore, ma soprattutto i ragazzi. E quindi anche noi oggi nelle scuole, nel territorio, portiamo sempre avanti qualche iniziativa di conoscenza. Io volevo aggiungere però ancora una parola, e so che Gianmario sarà in accordo con questo rispetto a quanto detto lui e a quanto detto Gianfranco Ellero, sul rapporto che fino agli ultimi anni lega il Friuli Venezia Giulia, la nostra terra, a Pasolini e Pasolini alla nostra terra. Gianmario ricordava prima che c'è una riscrittura della Meglio Gioventù negli ultimissimi anni di vita di Pierpaolo, che passa con il titolo della Nuova Gioventù, in cui i testi che lui aveva prodotto nella nostra terra sono stati rivisitati ai sensi di quella che passa poi attraverso delle definizioni come il genocidio culturale degli italiani, come la rivoluzione antropologica, rivoluzione in senso deteriore, e quindi è in qualche modo attraverso lo strumento linguistico delle lingue minoritarie, che è, diciamo così, anche la porta di apertura con la quale Pasolini incontra la poesia e si esprime nella parola poetica, una espressione nuova ma coerente di quel suo disincanto, di quella sua visione di una realtà ormai profondamente lontana e radicalmente così inaridita. E sono proprio parole anche inaridite quelle che Pasolini esprime in quei versi, che sono letteralmente riscrittura di componimenti celeberrimi, insomma, dalla Fontana di Aga del mio país, che diventa Fontana di Aga Vecia di un país che non è più me. Ma non è Casarsa, non è il Friuli, ma è tutta la realtà che ormai ha incontrato un cambiamento profondo che allontana l'uomo da quella che è la sua storia, la sua cultura, il radicamento profondo in un'esperienza che non è più possibile toccare con mano. Sì, versi questi friulani che ha citato prima, soprattutto nella prima versione, quella della Meglio Gioventù, che sicuramente saranno stati mandati tante volte a memoria anche da Nico Naldini, lo abbiamo sentito nominare prima, anche lui uno dei ragazzi dell'Accademiuta, cugino di Pierpaolo Pasolini, anche lui ha dedicato, insomma, tutta la vita un po' al culto, diciamo, del cugino, insomma una personalità di grande spessore che è mancata un paio di anni fa e che, come una chiusura del cerchio, ha visto disperdere le proprie ceneri proprio sabato scorso a San Vito al Tagliamento. Lo vediamo in questo servizio. Le sue volontà sono state rispettate. Le ceneri di Nico Naldini, il cugino di Pierpaolo Pasolini, sono state disperse questa mattina nelle acque del fiume Tagliamento. Una cerimonia sentita dalle comunità di San Vito e di Casarsa, dove il poeta e scrittore ha trascorso alcuni dei suoi momenti migliori. È un momento veramente importante, profondo. Oggi abbiamo anche letto delle poesie della curva di San Floriano, è proprio il passaggio tra San Vito e Casarsa, e quindi per le nostre comunità c'è un coinvolgimento particolare perché riconosciamo nella figura di Nico Naldini un grande interprete della bellezza, un grande interprete del Novecento, un grande intellettuale
ma soprattutto un interprete del nostro territorio. Nico è stata una persona speciale da tutti i punti di vista, una persona che tra l'altro deve essere assolutamente riscoperta. La sua opera complessa, composita, fatta di poesie, bibliografie, romanzi, va assolutamente rivista, va letta e va capita. Un luogo simbolo per Naldini, il tagliamento. E il tagliamento è il luogo che ti costringe a pensare a te stesso, i suoi spazi, la sua luce, i suoi silenzi. Ecco, è con questo silenzio che io mi sento di salutare Nico. Ecco, Clarotto, c'era anche lei a questa cerimonia, l'abbiamo vista anche in questa breve intervista di Alberto Comisso, insomma è un po' un cerchio che si è chiuso anche questo. Assolutamente, e tra l'altro è stata un'anticipazione, no? Perché è stata sabato scorso, quindi una settimana prima del centenario, proprio della data più importante del centenario. E quindi anche un modo di accompagnarlo. Nico è sempre stato molto, molto vicino, no? Pierpaolo è stato maestro, prima dicevo nel mio primo intervento, e probabilmente uno dei suoi primi allievi è stato proprio Nico. Tra l'altro la bibliografia che ha scritto Nico Naldini di Pierpaolo Pasolini è una delle più belle, e invito tutti in quest'anno a rileggerla. I centenari, le ricorrenze hanno questo, no? Di buono, che è vero, ogni tanto si fa luce su qualcosa che poi viene dimenticato, però perlomeno quest'anno cerchiamo di riavvicinarci all'opera di Pierpaolo Pasolini. Anche questa è un'opera estremamente complessa, non vado al cinema, abbiamo visto che disegnava, faceva teatro, poesie, romanzi, articoli di giornale, saggi, c'è di tutto e di più, quindi ognuno può trovare qualcosa. Io invito tutti a riprenderlo in mano e a conoscerlo profondamente. Che sarebbe utile, esatto, vedere un film, leggere qualcosa di Pasolini, ascoltare qualcosa di suo sempre. Ellero, siamo quasi in chiusura, lei ha un libro lì che ha un legame con la Clarotto? Sì, non so se la signora ha la fortuna di essere molto più giovane di me, quindi non so se sa che siamo coeditori di questo libro, Pasolini in Friuli, è stampato nel 1976, presentato a Casarsa il 24 aprile di quell'anno lì, pochi giorni prima del terremoto. Quindi sono testimonianze di Zigaina, Turoldo, Biagio Marin, Morandini, Maniaco, Bortotto e tanti altri, un Colussi che adesso non so se è il nostro amico qui presente. E insomma c'è Francescutto, naturalmente il sindaco, che ha patrocinato questa cosa. Se lei volesse ristamparlo a beneficio perché ormai è esaurito, veda lei, è a disposizione. Comunque possiamo sentirci anche in altra forma. Ecco, e questa potrebbe essere un'occasione. Agostinelli. Sì, sindaco deve dire? Una bella idea, sì. Ci ha dato un bello spunto tra le tante iniziative, vedremo perché di mettere è esaurito. Anche questo. Può essere un'occasione, insomma, con testimonianze importanti. Agostinelli, diamo gli appuntamenti ancora quando si potrà vedere la mostra al Centro Colussi sui disegni appunto di Pasolini di grado recuperati. La mostra è visitabile negli orari di apertura del centro, ma sarò anche a disposizione del pubblico in un paio di giornate. Basta telefonare al centro e c'è anche l'opportunità quindi di fare la visita con la curatrice, per quello che può essere, ma insomma qualcosa da raccontare c'è, perché è una mostra che ha un forte piglio di racconto, un forte piglio narrativo. Sì, da non perdere, complimenti anche per il lavoro che ha fatto di indagine, di ritrovare queste cose che sono veramente delle chicche. Siamo in chiusura, chiedo a Villalta, ricordando che poi il 5 marzo è protagonista insieme a Toffolo della serata al Teatro Pasolini, insomma ci sarà anche lei la sera del 5 marzo. Lo chiedo a lui, vediamo se lui risponde per tutti. Chi ha raccolto l'eredità di Pasolini oggi? Se qualcuno l'ha raccolta. È un discorso troppo lungo, troppo difficile. Forse oggi è il momento di capire certe cose di Pasolini a fondo, perché si è maturata ormai la disillusione nei confronti del salvatutto consumismo e mediatismo, non so come chiamarlo, insomma c'è una disillusione grande e forse è il momento appunto di poter rivedere Pasolini e di accogliere l'eredità.
Grazie, allora ringrazio moltissimo tutti gli ospiti che sono stati con noi, Gianfranco Ellero, Francesco Colussi, Francesca Agostinelli, Gianmario Villalta e la sindaca Lavinia Clarotto in collegamento. Grazie a tutti, credo insomma abbiamo cercato di dare questa sera uno spaccato su Pasolini, figura enorme che insomma il 5 marzo avrebbe compiuto 100 anni, ci manca da tantissimo tempo, però è sempre con noi perché come abbiamo sentito nelle sue opere, nei suoi film, nelle sue drammaturgie, lo possiamo ritrovare anche tutti i giorni se vogliamo. Grazie a voi per essere stati con noi questa sera, grazie alla regia di Fabio Di Bernardo. L'appuntamento con Elettroshock è per mercoledì prossimo. Arrivederci.